Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati a un nuovo appuntamento. Stavolta parleremo di carnevale. Manca davvero poco alla festa più dolce dell'anno. Allora abbiamo preparato per voi tante ricette e segreti per accogliere questo momento nel modo migliore. Ma partiamo subito con un piccolo itinerario in Friuli Venezia Giulia che ci racconta le tradizioni del nostro territorio per quanto riguarda il carnevale. Partiamo dal Friuli, dove c'è il rito della Brovada Musette, piatto tipico dell'inverno naturalmente. Nel martedì grasso, in molte zone del nostro Friuli centrale, questo piatto non può assolutamente mancare, insomma il piatto di sostanza che precede il digiuno della Quaresima, un sapore aspro e deciso che racconta la nostra storia contadina. Mentre Muggia e Trieste trionfano i crostoli, le frittole e i krafen che arrivano dalla influenza austro-ungarica ancora forte. Insomma, non manca mai un buon krafen tra Muggia e Trieste, poi ci sono le famose frittole triestine, ricche di uvetta e di pinoli, a volte anche con un pizzico di anima russo, le famose frittole con l'anima che avevano dentro le alici. Tradizioni antiche del territorio. Passiamo invece alle valli del Natisone, dove sono inconfondibili e pieni anche di gusto e di energia gli strucchi, questi piccoli scrigni di sfoglia che racchiudono un ripieno ricchissimo di noci, pinoli, uvetta e grappa. Sono il simbolo dell'accoglienza perché durante le sfilate del Pust, appunto le maschere locali, venivano offerti come auguri di prosperità. Mentre in Carnia, ovviamente a Sauris, non possono mancare durante le sfilate, ovviamente in questo freddo invernale, delle bevande energetiche come possono essere bevande a base di uovo e di marsala, accompagnate con il celebre speck che si assaggia sempre in tanti gustosi piatti, panini affettati nella nostra montagna. E poi ovviamente ci sono le figure del carnevale come quelle del carnevale sappadino, famose rollate, queste giganti con i loro pesanti campanacci, le maschere di legno, che sembrano insomma osservarti con una saggezza antica. E poi, oltre alle Pust del Valle del Natisone, c'è il Pust, anche il carnevale della Valresia, con tutte le sue figure molto particolari, e anche lì in questa vallata incontaminata potete provare a vivere e tornare indietro nel passato grazie a queste antiche tradizioni. Ancora non possono mancare in questo periodo dell'anno i crostoli, come si chiamano soprattutto a Trieste, in italiano le famose chiacchiere, però qui in Friuli Venezia Giulia devono assolutamente essere sottili come la carta velina, devono essere croccanti e rigorosamente fritti nello strutto, come vuole la tradizione, per ottenere quelle bolle dorate che proprio si sciolgono in bocca. Ma non solo, perché dopo questo excursus in quelli che sono le tradizioni del nostro territorio, ma qual è il legame della cucina? Beh, assolutamente quello che è un crostolo, un bicchiere di vino, un pezzetto ad esempio di gubana o di uno dei dolci della tradizione, sono lo spirito di condivisione che vogliamo ritrovare a casa nostra e che ad esempio ritroviamo anche ai supermercati Bosco quando andiamo a fare la spesa, dove metteremo qualità e freschezza innanzitutto. In questo periodo dell'anno potremo andare a cercare ad esempio la farina per i nostri crostoli o per preparare le frittole o tutti i piatti che ci piacciono di più durante il carnevale. Oppure ancora troveremo le confetture più golose per farcire i krafen, insomma tutto quello che rappresenta il cuore del nostro territorio. Sia che abbiamo qualche sorpresa da preparare per la nostra famiglia, gli amici, una piccola festa di carnevale, ma anche se vogliamo trovare qualcosa di comodo e di già pronto, il supermercato Bosco ci propone anche tutto quello che arriva dalle aziende del territorio, chilometro zero, e tantissime offerte. Trovate di tutto e di più, ovviamente, comprese le offerte del momento sui social dei supermercati Bosco e sul sito supermercatibosco.it, tutti i punti vendita di Trieste con comodo parcheggio, il nuovo punto vendita di Via Pirano e tutto quello che vi può servire dal vostro supermercato di casa. Un supermercato sì, ma sempre nel cuore della tradizione del territorio. E poi, prima di accendere i fornelli, non dimenticatevi mai la sicurezza in cucina. Sicurezza e precisione in cucina sono tutto, specialmente se dobbiamo lavorare con impasti elastici e poi tagliare con precisione le strisce, ad esempio
dei nostri dolci. Se vogliamo quindi avere sempre rotelle tagliapasta e coltelli per sminuzzare frutta secca o tutto quello che ci può servire per il carnevale in ordine, dobbiamo rivolgerci con fiducia ad Affilo Utensili Natisone. La loro maestria artigianale è fondamentale per chi vive la cucina con passione. Troverete strumenti affilati, che significano meno fatica, risultati da veri chef, ma soprattutto sarete pronti per il gran fritto di domani, e anche potete acquistare nuovi coltelli o se siete degli appassionati ad esempio di giardinaggio, avete un hobby in particolare. Affilo Utensili Natisone a Leproso di Primariacco, il posto ideale per voi. affiloutensili.com per trovare tutto quello che vi serve e dare un'occhiata al loro vasto assortimento. Siamo stati in montagna e allora, prima di darvi la ricetta di oggi, che sarà una ricetta veramente interessante, le castagnole del Natisone al miele e grappa. Prima però di raccontarvele andiamo un attimo a Camporosso, dove c'è David. Tra il fascino delle montagne c'è l'atmosfera autentica anche del carnevale di quei luoghi. Una tappa da David a Camporosso non si può assolutamente mancare. Immaginate di rientrare ad esempio da una camminata sulla neve, oppure ancora da una sciata sul Monte Lussari. Vi troverete immersi tra eccellenze enogastronomiche che vi propone Benvenuto e tutto il suo staff, come salumi pregiati, formaggi di malga, il tocco di accoglienza, insomma, che scalda il cuore, ma anche lì il carnevale è fatto di tradizioni genuine. Potete anche assaggiare i vini del territorio, portare qualche omaggio e souvenir dalla montagna ai vostri cari. Veniamo alla ricetta di oggi, che sono appunto le castagnole del Natisone al miele grappa. Per prepararle vi serviranno 500 g di farina 00, 3 uova bio, 100 g di zucchero, 80 g di burro fuso, un bicchierino di grappa friulana, 2 cucchiai di miele di castagno del Tarvisiano magari, scorza di limone grattugiato, una bustina di lievito per dolci, olio di semi di arachidi per friggere. Le prepareremo così: in una ciotola uniremo uova e zucchero, aggiungeremo il miele e il burro fuso, verseremo la grappa che darà un profumo unico e renderà anche il fritto meno unto, e la scorza di limone. Incorporiamo farina e lievito fino a che non otterremo un panetto morbido. Formeremo delle palline grandi come una noce e per questo ovviamente useremo anche un bel coltello affilato, grazie ad Affilo Utensili Natisone. Infine tuffate tutto in olio bollente finché le vostre frittelle non saranno dorate. Passate nello zucchero semolato, mi raccomando, e poi servitele calde. E mamma mia che buone, sento già il profumo. Chiudiamo in bellezza però con la splendida Sappada. Vi abbiamo già raccontato di questo carnevale sappadino, che è un carnevale veramente unico, dalla tradizione lunghissima. Ovviamente se passate a Sappada non potete rinunciare alla gastronomia che vi propone Alimentari Cardis. Potete ordinare già comodamente nel vostro appartamento un pranzo tutto dedicato a voi. Vi basterà ordinarlo a Cardis al numero 0435 46 92 00. Sapore e tradizione, trovate anche tutti i salumi e prodotti tipici del territorio da Alimentari Cardis. Date una sbirciatina anche al sito e poi trovate tutte le idee regalo e souvenir da portarvi anche a casa per avere la montagna sempre con voi. Chiudiamo con Cortina, protagonista delle Olimpiadi invernali, e Cortina vi aspetta anche con un tocco di dolcezza, quello della pasticceria Ghedina, che pensate già da lontano 1985 preparava i suoi dolci fatti in casa. Andrea con la sorella Emanuela sono sempre stati attentissimi agli ingredienti di grande qualità e a inventare golosissimi abbinamenti tra le creme, i frutti, le paste fragranti o morbide, ma anche per preparare la vostra torta ideale. La pasticceria Ghedina vi aspetta allora a Cortina per rendere il vostro inverno speciale in un anno veramente unico, questo delle Olimpiadi invernali. E per noi è tutto con questo appuntamento di Radio Chef. Che insomma lo spirito del carnevale possa accompagnarvi, sia che amiate questa tradizione o no. Prendetela come un momento da dedicare anche alla spensieratezza, che è molto importante. Non lasciamoci prendere troppo dallo stress, magari se la giornata è uggiosa può aiutarci ancora di più. Noi invece con Radio Chef torniamo la prossima settimana. Date una sbirciata al nostro sito radio.0.it/radiochef. Troverete tutte le ricette che vi suggeriamo per avere sempre delle nuove idee, ma anche tutte le puntate di questi giorni per scoprire gli eventi del territorio dove non dovete mancare. Io vi saluto dalla redazione di Radio Chef, grazie Igor da Milano per quanto riguarda la regia video. Ci ritroviamo giovedì prossimo alle 12:30. Ciao!